Mestre poteva diventare la City di Venezia, un grande centro direzionale, grattacieli, sedi di importanti holding. Questo doveva diventare Mestre. E Venezia doveva diventare una città che ha una enorme potenzialità culturale, enorme, con un indotto evidentemente funzionale a questo tipo di vocazione, di turismo che venga amministrato. Sembra il libro dei sogni, ed è invece per Stefano Zecchi, filosofo, scrittore, giornalista veneziano, e non solo per lui, la storia di un'occasione mancata, o di una serie di occasioni mancate, quella percorsa da quasi un secolo dal grande comune di Laguna e di Terraferma, così come era stato pensato a metà degli anni '20. Ma per Zecchi rimangono ancora enormi le potenzialità di sviluppo di Venezia e di Mestre, se con il referendum del 1° dicembre si tornasse ad avere due comuni separati. Diversi mestrini o veneziani sono spaventati dall'ipotesi che dividendosi Venezia e Mestre contino di meno. No, non possono contare di meno rispetto a quello che sono oggi, anzi, sono convinto che un'autonomia porti a quello che si potrebbe dire uno shock amministrativo, cioè ripensare l'amministrazione di queste due città attraverso una valorizzazione delle loro energie. Per un veneziano doc è difficile riconoscere la propria città in ciò che è diventata oggi, e tra le delusioni di questo ultimo periodo, per Stefano Zecchi se ne è aggiunta un'altra: politica. Molti di noi ne abbiamo aiutato in modi diversi il sindaco Luigi Brugnaro ad essere eletto e contavamo molto su di lui per rompere una cristallizzazione di establishment che durava da più di 30 anni. Era stato eletto con questa speranza di rinnovamento, di cambiamento amministrativo. Molti di noi non gli daranno il voto. Allora ecco, il conticino presto fatto è che lui non viene eletto, perché se la sinistra riesce a non farsi del male, è molto brava a farsi del male, ma se non riesce a farsi del male, cioè a individuare un candidato riformista, vince, stravince.